stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Di nuovo a voi la linea. Grazie cara Sveva, questo pezzo delicato ed elegante era di Chuck Mangione, Feel So Good del 1977. Vai pure Lorenzo. Lorenzo sei muto. Lorenzo è muto. Vabbè. No, ci sono, Ecco, scusate, mi sono mutato per evitare di interrompere o di creare interferenze in questo pezzo. Ora non so quanti radioascoltatori l'hanno riconosciuto, era Feel So Good di il mitico grande Chuck Mangione, che è scomparso ieri, diciamo una pietra miliare, una pietra importantissima, anzi forse uno dei maggiori artisti, mi viene da dire, della fusion jazz dagli anni 70 in poi, quindi insomma veramente è mancato un grande artista, fra parentesi un grandissimo artista che era anche di origine italiana, perché aveva i genitori siciliani, devo dire la verità, col suo strumento è riuscito veramente a creare delle grandissime emozioni. Tra parentesi, fammi dire, settimane importanti, perché sono mancati, diciamo, soprattutto per noi nati negli anni 80, sono mancati, diciamo, quei punti di riferimento che avevamo nelle varie fasi della nostra età. È mancato proprio ieri anche Hulk, quindi sono Hulk Hogan, che era le nostre serate quando guardavi il wrestling, che vedevi questo super uomo, sempre bravo, Ma tu ce l'avevi la macchina fotografica di Hulk Hogan? Perché ieri c'è stato un momento boomer. Ieri mi mancava la macchina fotografica di Hulk Hogan, mi mancava, però sembrava un po' il papà di tutti, anche era un po' il supereroe bravo, no? Era un po' quella figura, diciamo, nel wrestling c'erano sempre un po' queste figure che non si capivano, c'erano un po' i buoni e un po' i cattivi. Lui era sempre, diciamo, il buono della situazione. Poi vabbè, con questa spettacolarizzazione, con queste insomma facce improbabili e con questa recitazione, insomma, era anche un po' un attore, diciamo, di livello, anche perché era tutta una sorta di recitazione che veniva insomma, però ci faceva, quando si strappava la maglietta, erano dei momenti veramente da supereroe. E poi ti devo dire la verità, anche un po' il momento, dopo un grande show, anche Ozzy, che se n'è andato, una vita naturalmente diversa un po' dai primi due che ti ho parlato, insomma, anche legata a degli eccessi, però diciamo da ex metallarone e chitarrista che ha suonato tanti dei suoi pezzi. Facevo l'arpeggio di Killer of Giant, che era già totalmente più moderno rispetto a quando era con i Black Sabbath. Quindi insomma
settimane importanti dove questi over 70, anzi per Chuck Mangione era già, mi sembra, un 84enne, sono un po' scomparsi, e sono scomparsi, devo dire la verità. E, insomma, te lo aspetti, però quando arriva ti fanno un po' riflettere sul tempo che passa e anche sul livello. Ma magari eravamo un po' più, insomma, quando anche parliamo di Hulk Hogan, no? Eravamo magari un po' più sempliciotti quando guardavamo il wrestling, però un po' quando noi ragazzini ci ha fatto sognare. Non so se i ragazzini adesso sognano e danno il peso, soprattutto di quando aspettavamo. Adesso stavo ripensando, quando aspettavi, lo vedevi, cioè era un'attesa, lo guardavi, non avevi la cosa. Adesso vai su YouTube, vai a vedere tutto quello che ha fatto, non so se ha lo stesso valore. Invece noi ti collegavi, lo davano su quella televisione, ti collegavi, adesso devi parlare, accendevi la televisione e ti guardavi, e se eri fortunato lo guardavi lì, se mai lo rivedevi, ti capitava di rivederlo, ma non lo rivedevi 1000 volte una cosa, era quell'emozione di quel brano come passato alla radio che ascoltavi una volta e poi dovevi aspettare che passasse, no? Sì. E lì lo vedevi una volta in televisione, tutto diverso, però dai, ci ha lasciato qualcosa, tutte queste tre persone a me mi hanno lasciato qualcosa. L'ultimo devo dire Chuck Mangione, che è stato l'ultimo pezzo del mio percorso musicale che mi ha portato ad ascoltare una musica magari per tanti un po' troppo raffinata, però veramente ricca di sentimento e veramente anche dal punto di vista di tecnico con dei grandissimi musicisti. Scusami, il Ecco, momento topico della musica. Io vorrei prendere un altro momento, visto che stai facendo questa cerimonia degli addii per salutare tutte queste figure. Tra l'altro io Ozzy Osbourne lo ricordo soprattutto per il reality show che andava in onda su MTV più di 20 anni fa, che raccontava la sua vita, ed era la vita di un uomo normalissimo. Tu te lo immaginavi che mangiava pipistrelli tutti i giorni. Invece era un uomo di grande ironia, che viveva delle avventure a volte paradossali con questa moglie che gli voleva bene e così via. E io ho il dovere di significarvi che purtroppo è mancato il marito della nostra Gabriella Monti, Paolo Magistrini Spinelli. A me spiace molto, perché Gabriella l'anno scorso mi aveva portato anche un pacco di sue cravatte, quindi oggi sono praticamente, le ho ereditate da oggi da lui, e sono ancora grato a Gabriella per questo piccolo gesto, con cui varie volte sono andati in onda, tra l'altro. Ecco, per chi volesse portare il saluto a Gabriella e a suo marito Paolo, i funerali avranno luogo il 28 luglio alle 14 alla chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio, preceduti dalla recita del Rosario alle 13:30. Per chi volesse portare un ultimo saluto, il signor Paolo riposa presso la casa funeraria Sant'Ambrogio in via Mulini Grassi al 10. Quindi, se posso permettermi, un grande abbraccio a Gabriella Monti, alla sua famiglia, ai suoi figli Stefano e Luca, e grazie, molto semplicemente, ecco, da parte di tutti noi, se mi posso permettere. Svea, Assolutamente. nel frattempo chiama pure l'ospite di questa sera. Che altro aggiungere? Niente, non c'è altro da aggiungere se non il nostro più grande affetto. Tornando a noi, sì, tu vedevi questi divi, questa roba qua che... Ecco, ora tu mi hai posto questa domanda, se mi senta più siciliano o più calabrese. Perché mi hai posto questa domanda ora, mentre No, perché aspettiamo? perché mi è venuto in mente parlando di Chuck Mangione, perché stavo per dirti, sai che era anche un tuo paesano, e non so mai se ti senti più paesano quando ti danno del siciliano o del calabrese. Ma no, ma per me è uguale. Alla fine è come se fossero un'unica regione. La puoi chiamare Sicilabria o Calacilia, è la stessa cosa. Cioè, per me è tutta una regione che comincia al fiume Noce e finisce a Lampedusa, perché alla fine ne partecipo dell'uno e dell'altro. Quindi per me era già federalismo così. Va bene, abbiamo l'ospite di questa sera in linea, quindi andiamo con la sigla. Qui Parlamento. E allora io saluto la senatrice Mara Bizzotto, buonasera e bentornata. Buonasera, un saluto a tutti voi. Senatrice, c'è qui il nostro Lorenzo Viviani. Lorenzo, palesati. Buonasera, ciao, senatrice, Lorenzo. buonasera, ciao cara. Abbiamo avuto, ti diamo subito questa notizia, abbiamo avuto prima di te una persona che conosci molto 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 bene, perché hai lavorato tanti anni con lui, che è Filippo Pozzi. Abbiamo già iniziato a imbastire il discorso dettagli della PAC, naturalmente con i suoi ultra
tecnicismi, perché è una persona sicuramente preparata e diciamo sull'argomento, diciamo anche sempre un passo avanti rispetto alle notizie che arrivano all'Italia, insomma, è sempre uno sguardo in più. Ecco, però dall'Italia, ecco, io ti volevo fare una domanda proprio sui tagli, perché è la condizionalità che c'è soprattutto in questi nuovi fondi che arriveranno da Bruxelles, soldi nostri sempre, che arrivano a Bruxelles, e però Bruxelles ci darà, anche in base al fatto che prima di tutto facciamo i compitini a casa fatti bene. Quale può essere la risposta italiana? Cioè il governo, il Parlamento italiano, secondo te come può rispondere a questa PAC che per adesso piace veramente a pochi? Allora, ancora una volta abbiamo capito prima d'altri la gravità della situazione di questo taglio della PAC del 20%, la creazione del fondo unico che già immagino abbiate affrontato prima, ma la cosa di cui si parla poco è effettivamente queste condizionalità stile PNRR, quindi sostanzialmente l'Europa dice ti do i soldi, l'Italia se fai la brava, ecco. E cosa abbiamo pensato noi come Lega? Di muoverci tutti, dai comuni alle regioni, al Senato, alla Camera, fino in Europa, per far capire la gravità di tutto questo. Quindi non so se non avete parlato, ma il fatto che sono state presentate mozioni nei nostri comuni, oltre che a Roma, al Senato, alla Camera, nelle regioni, per tenere alta l'attenzione, per invitare il governo italiano a non abbassare la testa e non indietreggiare di un millimetro, è fondamentale, perché ci giochiamo tutto, ci giochiamo la vita di 770.000 imprese e di 4 milioni di addetti, e poi è anche molto di più, perché quando parliamo di agricoltura parliamo di territorio, parliamo di cura dell'ambiente, perché se togliamo gli agricoltori poi ditemi voi chi avrà cura, si prenderà cura dei nostri campi, delle nostre campagne, ma penso anche in montagna. Quindi per forza di cose abbiamo tempo, nel senso che ovviamente il percorso che deve andare all'approvazione della PAC è lungo. Guarda caso hanno presentato il progetto a ridosso della chiusura dei lavori a Bruxelles, quindi sostanzialmente per un mese e mezzo non si parlerà. Ma noi qui in Italia invece ne abbiamo parlato anche in Senato ieri e continueremo a fare. Ecco, sono contenta perché questa volta col Diretti è arrivata subito sul pezzo, e anche il mondo delle imprese in generale, tutte le associazioni di categoria. Sono stata tanti anni al Parlamento europeo e sinceramente ad alzare la voce per troppi anni eravamo noi solo della Lega, le associazioni erano un po' più timide o forse non avevano compreso. Parlo di 10 anni fa, perché poi tutti si sono svegliati, tutti hanno cominciato a combattere, quindi sostanzialmente dobbiamo per forza far rivedere questa PAC, sia appunto una questione dei tagli, sia nel metodo in cui è applicato, perché altrimenti i fondi che arriveranno alla nostra agricoltura saranno sempre meno, e quindi l'Europa raggiungerà l'obiettivo che era chiaro già da 10 anni a questa parte, cioè penalizzare un settore, quello agricolo, per andare verso il cibo sintetico, per andare verso qualcosa che a noi non piace e che sarebbe folle, ecco, perché distruggere l'agricoltura e la pesca significa compromettere le nostre regioni e il nostro paese, che puntano su questo sia dal punto di vista dell'agroalimentare in senso stretto, sia per cosa significa l'agroalimentare anche per il turismo. Si viene in Italia perché abbiamo belle città, belle località turistiche, ma anche perché si mangia bene, quindi dobbiamo in tutti i modi difendere l'agricoltura e l'agroalimentare, e noi della Lega ovviamente non abbiamo paura, non abbiamo avuto paura quando eravamo da soli, figuriamoci adesso. Senatrice, senta, ma più che altro una PAC più giusta, le esigenze dei nostri agricoltori. Poi ora con l'accordo col Mercosur, tra l'altro, abbiamo questa concorrenza in fondo con gente che non usa le nostre stesse regole e che produce in maniera diversa da noi. Che altro possiamo fare per proteggere i nostri agricoltori?
Ma di Mercosur si parla da tanti anni ed è stata anche questa una battaglia che abbiamo fatto a tutti i livelli, da Bruxelles a Roma, perché quello che diciamo banalmente è che è assurdo, folle, ingiusto, inaccettabile imporre regole assurde agli agricoltori europei e poi permettere importazioni da tutto il mondo senza far rispettare le stesse regole, quindi quella reciprocità che sembra ovvio, perché è ovvio, insomma, se io produco una cosa e tu vuoi importare una cosa, i requisiti devono essere gli stessi. Non è così, quindi dobbiamo continuare a lavorare sulla qualità dei nostri prodotti agricoli, che sono unici al mondo, e fortunatamente non li possono copiare, ma possono copiare il nome, non la qualità, ma il nome. E dobbiamo spingere e far capire alla nostra gente, ai cittadini, che comprare italiano, comprare prodotti della nostra terra, delle nostre regioni, significa comprare prodotti di qualità, sani e soprattutto che non sono tecnicamente definiti schifezze, sono buoni. Ecco, questa è la differenza sostanziale. Quindi noi dobbiamo stare molto su questo, difendere i nostri prodotti e spiegare all'Europa che il vino non fa male, ovviamente se bevuto in determinate quantità, che non è cancerogeno. Qualcuno voleva anche scriverlo nell'etichetta, che la dieta mediterranea è la migliore al mondo e che quindi l'agricoltura va protetta e non penalizzata come si è tentato di fare fino ad ora. Ecco, questa è la follia, ripeto, iniziata tanti anni fa. Io mi ricordo che feci 14-15 anni fa la prima interrogazione chiedendo spiegazioni sul primo hamburger sintetico. Sinceramente ho fatto un'interrogazione un po' che mi sembrava una follia, no? Mi sembrava fantascienza, no? Che c'era il primo hamburger sintetico. Ma già allora l'Europa rispose che fondamentalmente stava monitorando la cosa e escludeva in futuro di investire di più, come è stato fatto. Quindi all'Europa bisogna sempre con attenzione, mai sottovalutare niente, perché poi i problemi arrivano a tutti noi. Quindi la Lega deve continuare a fare la Lega. Difendere il proprio territorio significa difendere il mondo dell'agricoltura e della pesca, che è sotto attacco dalle lobby di Bruxelles da troppi anni, e se cediamo adesso è veramente la fine. Quindi sarà la battaglia della vita, come l'ha definita Prandini o le altre associazioni di categoria, ma noi saremo in prima linea proprio perché ci crediamo veramente, vogliamo difendere i nostri imprenditori e quindi il nostro territorio. Molto bene, allora senatrice, io la ringrazio della sua presenza e ci risentiamo presto. Sì, speriamo insomma anche per parlare di buone nuove che arrivano anche da Bruxelles e che noi a Roma riusciamo a difendere. Grazie, buona giornata, buona serata a tutti. Grazie Mara, gentilissima. Ciao. Di nuovo, ciao. buona serata. Ciao. Adesso sigla, pausa, poi torniamo con Reach Out, I'll Be There, Gloria Gaynor 1974. Lorenzo, tu che fai? Vai? Io vi saluto, ci sentiremo fra quanto? Un mesetto. Buona estate a tutti voi, passatela al mare, in famiglia, dove volete, ma cercate anche di rilassarvi un po'. Rilassatevi anche un po' per me, perché mi sa che le vacanze non riuscirò a farle. Invece Antonino, devo dire la verità, ti aspetto, perché abbiamo ancora da finire tanti progetti insieme, quindi dobbiamo per forza vederci e approfittarne. Magari potresti fare anche una rassegna stampa dalle Cinque Terre. Se mi inviti vengo. Di Radio Libertà direttamente dalle Cinque Terre, da Levanto, dalla Spezia, dalla provincia di Spezia. Vediamo dove riusciamo a localizzarci. Ciao a tutti voi, dopo l'estate di nuovo con Chilometro Zero. Ciao. Ciao. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Di nuovo la linea a te, Antonino. Benissimo, grazie Sveva. Alle 18:37 minuti in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi in questo 25 luglio dell'anno del Signore 2025. Ultima puntata della stagione di Zoom. Allora, avete ascoltato Gloria Gaynor con Reach Out, I'll Be There del 1974. Io ve lo prometto, anch'io sarò qui per voi, come sapete, da lunedì. Che dire di più? Che noi adesso, tra poco, dovremmo entrare in comunicazione con la collega Mirella Molinaro della Verità, e in particolare dovremmo parlare con lei di un fatto. Ve lo voglio raccontare questo fatto. Allora, sapete che c'è stata questa vicenda di questa bambina che si chiama Stella, nome di fantasia, ed è una bambina che vive in un quartiere residenziale di Roma, che e nel suo condominio i vicini da tempo si erano mobilitati e hanno lottato per garantire la serenità di questa bambina che ha una patologia rara e che per problemi familiari rischiava di andare a finire in una casa famiglia. E allora le cose come sono andate? Adesso ce lo faremo raccontare da Mirella Molinaro, che ne ha scritto per La Verità e che ha seguito questo caso in questi giorni. Vediamo un attimo se riusciamo a contattarla, perché la nostra Mirella naturalmente avrà modo
di raccontarci tutto. Il suo pezzo è Antonino, uscito. eccola. Eccola qua, Mirella, buonasera, ben trovata. Buonasera a tutti voi e bentrovati ancora una volta. E allora, Mirella, chi è questa bambina, questa piccola Stella? Allora, noi ci siamo occupati, come La Verità, ma anche tutti gli altri colleghi, diciamo, abbiamo preso a cuore la storia di questa bambina. L'abbiamo chiamata Stella, il nome di fantasia, perché appunto è una bimba di appena 5 anni, quindi cerchiamo di tutelare la sua privacy e soprattutto, diciamo, anche la sua vita, che è già finita, nonostante sia così piccola, sotto i riflettori nazionali. Perché purtroppo, insomma, ahimè, lei si è ritrovata al centro di una vicenda alquanto complicata, complessa, perché riguarda un difficile rapporto comunque tra i suoi genitori e soprattutto perché ci troviamo di fronte ad una storia che noi della Verità abbiamo definito quella, ancora una volta, di diritti negati. Questa bambina era costretta ad abbandonare il nucleo familiare nel quale vive tuttora, che poi è adesso questo diventato ormai famoso, alla ribalta nazionale, condominio di via Monteverde, che è appunto un quartiere, insomma, romano, perché il papà, che è una persona che ha dei precedenti penali, attraverso la tutrice che si occupa quindi legalmente della vicenda di questa bimba, hanno chiesto, che lei non dovesse più abitare e vivere in questo condominio, dove invece trascorre le sue giornate con la mamma e anche con i nonni materni. Quindi si è ritrovata, suo malgrado, al centro anche di una disputa comunque legale, anche di una questione burocratica, perché di mezzo, Antonino, noi troviamo anche dei cavilli burocratici normativi che riguarda l'affidamento comunque dei minori quando non viene riconosciuta la serenità comunque del nucleo familiare. Quindi ci troviamo di fronte a due genitori che non vivono più insieme, il papà in carcere, comunque una persona con precedenti penali, ma soprattutto, questo ovviamente non siamo noi giornalisti a dirlo, ma lo dicono gli atti di una vicenda che è finita comunque sulle scrivanie appunto dei magistrati e delle forze dell'ordine. Comunque ha assistito questa bimba anche a delle violenze, dei maltrattamenti del padre nei confronti della mamma, comunque maltrattamenti appunto familiari in generale, da avere comunque delle reazioni anche abbastanza gravi, perché viene raccontato nelle denunce, in tutta la documentazione che è finita appunto agli atti degli inquirenti e dei magistrati. Ricordiamo che stiamo parlando comunque di minorenni, di bambini soprattutto, quindi una materia alquanto delicata. Una bambina che addirittura vomitava, così viene raccontato nelle diverse audizioni anche protette della bimba, di fronte a questi gesti violenti del papà. Quindi era stata per questo affidata alla mamma, ma la tutrice, anche per sulla base di relazioni che sono state poi depositate ai giudici del Tribunale dei minori, invece sostenevano che doveva essere affidata ad una casa famiglia. Quindi che cosa succede da alcuni mesi? Che tutto il condominio nel quale questa bambina vive si ribella a questa decisione, che è una decisione di alcuni magistrati, quindi una decisione che viene presa dopo una serie di iter e di passaggi anche burocratici, e quindi si ribellano perché invece loro hanno testimoniato scendendo in piazza, facendo in strada, facendo delle vere e proprie proteste pacifiche ma molto sentite, perché secondo loro venivano in questo modo violati alcuni diritti appunto dei bambini e soprattutto della piccola Stella, perché veniva sottratta ad una serenità familiare, ad una nuova quotidianità che le viene comunque garantita, insomma, dalla convivenza con la mamma e con altri familiari, con i quali comunque gli stessi vicini di casa testimoniano che la bambina sta bene, vive serena. Quindi quello che noi abbiamo pubblicato ieri, che poi è l'esito, quindi la parte finale, anche se non sappiamo ancora se è del tutto definitiva comunque questa decisione, però almeno c'è stata una prima vittoria. Non andrà
in una casa famiglia. Per il momento resterà ancora con la mamma. Ecco, e questa è già una vittoria. Senti, ma perché i nostri figli, perché insomma in queste situazioni c'è sempre il rischio di arrivare a queste soluzioni estreme? E poi soprattutto, voi avete avuto modo di parlare comunque con i condomini? Avete avuto modo, di parlare con chi si è messo in pista per evitare che questa bambina venisse strappata alla sua famiglia? Guarda, sì, io in particolare ho anche sentito, perché questo elemento che io ora ti racconto è uno anche degli aspetti secondo me più importanti di questa vicenda, cioè il fatto che tutta la politica, comunque anche esponenti diciamo del Comune di Roma si sono schierati con Stella, con diciamo i condomini di via Monteverde, perché erano tutti quindi d'accordo nella decisione di non strapparla dal nucleo familiare della mamma. Quindi noi vediamo una vicenda che vede in primo piano l'assessore anche alle attività produttive e alle pari opportunità di Roma, la Lucarelli, che ha commentato quindi questa decisione appunto ultima del Tribunale di Roma, che sospende il provvedimento con il quale era stato già deciso l'allontanamento, perché come ti dicevo prima il condominio scende a difesa di Stella perché era stata già emessa una decisione di allontanamento. E poi soprattutto abbiamo anche una serie di interventi che sono stati fatti in queste settimane anche dall'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, che è la dottoressa appunto Terragni, e tutto il mondo politico. Io ti dicevo, ho avuto modo di parlare anche attraverso un confronto diciamo non proprio istituzionale, ma proprio per capire quello che stava succedendo con il consigliere di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, Chiara Iannarelli, che ha preso diciamo a cuore questa vicenda, perché qui la questione era appunto una questione molto delicata, ok? E quindi sono persone che hanno anche visto, hanno avuto modo di incontrare tutto il mondo diciamo familiare, perché non è solo la mamma che sta accanto a Stella e che l'ha vista comunque trascorrere le sue giornate con una quotidianità diciamo normale, quindi un'esistenza serena fatta di momenti di vita quotidiana tipici di una bambina di 5 anni, quindi Stella va in bicicletta, sta con gli amichetti, fa sport, anche perché questa vicenda diciamo ha preso un po' a cuore tutta Italia, perché Stella è una bambina che diciamo convive con una malattia rara. Quindi è una bimba che ha bisogno di cure, per cui questa decisione, che era stata in un primo momento diciamo presa dal Tribunale, ovviamente un po' strideva con quelle che erano delle esigenze anche di garantire appunto una serenità a una bambina che già vive delle difficoltà, quindi proprio causate insomma dalla sua patologia. Quindi purtroppo a volte noi ci ritroviamo, Antonino, a dover lottare con dei mostri, li definirei io, che sono a volte cavilli burocratici, anche delle situazioni che sono però già difficili e poi si complicano ancora di più, perché diciamo l'esperienza anche giornalistica ci insegna e ci ha fatto vedere anche una serie di guerre, di lotte tra figli di genitori separati o comunque di situazioni difficili di convivenze con persone che spesso sono uomini, ma non sempre, ci sono anche delle madri violente, quindi bambini che sono costretti a vivere delle realtà molto complicate, e quindi lì bisogna poi cercare sempre di capire in che modo fare andare a braccetto, secondo me, la legge con quelli che sono i diritti inviolabili di un bambino, e il diritto inviolabile di un bambino è sicuramente quello di un'esistenza serena, fatta di spensieratezza e non di battaglie legali, di guerre. Sicuramente l'affetto e il calore di una famiglia è diverso da quello che si incontra, si vive e si respira in una casa famiglia. Quindi al momento penso che la maggior parte degli italiani siano d'accordo sul fatto che Stella debba stare con la mamma. Quindi
poi ripeto, è una vicenda che rimane tuttora molto complessa, è difficile da gestire è una matassa difficile da sbrogliare. Però Precisamente. ritengo, sì, è bello questo fatto che la politica è in modo bipartisan, e che poi più che politica qua abbiamo le istituzioni, sono scese in campo per difendere quelli che sono i diritti di Stella, al di là del colore politico. Questo penso che sia stato uno dei messaggi più belli di questa vicenda, che al momento ha avuto, diciamo, una prima parte con un lieto fine. E questa mi sembra già un'ottima cosa. Senti, ma noi veniamo appunto dal caso Bibbiano, insomma ci sono state le assoluzioni e così via. Però uno resta così perplesso, ma quando lo Stato comincia a occuparsi dei figli, dei nostri figli, secondo te qual è la cosa che non viene tenuta in considerazione? Anche sulla base del caso che stai seguendo. Ma è un po' quello che accennavo prima, non è che non vengono tenuti in considerazione degli aspetti, è che applicare la legge, diciamo, in maniera a volte letterale o è difficile da poter far conciliare con quelle che sono poi delle esigenze di vita concrete, perché ovviamente c'erano state tutta una situazione, parliamo del caso di Stella, che avevano diciamo anche peggiorato la situazione, perché una bambina che aveva bisogno di assistenza, di cure, quindi era stato riattivato nelle scorse settimane anche il servizio delle educatrici. Quindi noi spesso ci troviamo anche ad ascoltare delle storie che sono meno note, diciamo, all'opinione pubblica, quindi rispetto a quella di Stella, ma dove ci sono dei pezzi che mancano per far funzionare la macchina, e quindi c'è qualcosa che nel meccanismo, diciamo, anche di welfare state si getta, perché sicuramente sono diversi i bambini che soffrono ad esempio di patologie, di malattie rare come Stella, oppure bambini che vivono anche in condizioni di disagio, diciamo, familiare a causa di genitori violenti, oppure perché i genitori spesso sono in carcere o sono magari appunto non fanno parte del nucleo familiare, ed è lì che spesso ci sono comunque dei problemi. Quindi c'è qualcosa che nel meccanismo dell'applicazione della legge Tucuro, di quelle che sono anche delle procedure, diciamo, burocratiche, amministrative, chiamiamole come vogliamo, poi nella realtà concreta, nella vita di tutti i giorni, trovano una difficile, diciamo, applicazione. Quindi, secondo me, quello che è importante sottolineare è che in questo caso noi vediamo come invece si è fatto un passo indietro rispetto ad una decisione. Sto parlando del caso di Stella e quindi della sospensione di quel provvedimento di allontanamento, che ci porta a dire forse avevamo sbagliato, o comunque a dire in questo momento la priorità sono quei diritti che erano stati appunto negati in un primo momento. Quindi ora vediamo, seguiremo, diciamo, nei prossimi giorni, anche grazie alla collaborazione delle istituzioni, in particolare appunto del Comune di Roma, che segue la vicenda con attenzione, seguiremo anche l'evoluzione di questa storia, perché io ritengo che il compito dell'informazione sia appunto quello di anche dare voce a delle realtà, delle situazioni, a delle storie come quella di Stella, dove facendo rumore forse riusciamo ad accelerare il raggiungimento di un risultato. Certo. Mirella, adesso se posso chiederti quali saranno i tuoi prossimi impegni per La Verità? Ci occupiamo sempre di cronaca, ci stiamo occupando in questi giorni, quindi invito tutti domani a comprare La Verità, anche un po' questa situazione che ci preoccupa delle aggressioni a Milano. Quindi Milano è una città bellissima, però diciamo il problema sicurezza è un problema che in questo momento secondo me è fondamentale, almeno sto parlando di quello di cui mi sto occupando io, poi i colleghi e comunque il giornale, certo, insomma, si occupano anche di tantissime appunto vicende che riguardano anche Milano, ma su altri fronti. Diciamo che questo è anche, ecco, un aspetto, lo dico diciamo da originaria del sud, da non dimenticare, perché sono un sacco
le persone tantissime del sud che vivono a Milano, del nord che vivono a Milano. Anche qui penso che ognuno di noi ha il diritto di poter vivere in tranquillità, cioè poter uscire, fare una passeggiata con una percezione, non dico massima, ma modesta, di sicurezza in più. Anche su questo, insomma, penso che ognuno debba fare la propria parte. Sono pienamente d'accordo con te, Mirella. Allora, grazie del tuo tempo e al piacere di risentirci presto. Grazie a voi e buon lavoro e buona serata. Di nuovo, buona serata a te. Ciao. Ciao. Allora, io ringrazio la collega Mirella Molinaro, come sempre molto chiara nel raccontare le notizie e i casi che lei segue sulla Verità. Vi invito ovviamente a seguirla sulle pagine della Verità insieme a tutti gli altri colleghi. Nel frattempo diamo un'occhiatina alle agenzie prima della pausa delle 19, poi ci sarà con noi Ale Musella per quest'ultimo appuntamento, appunto per quest'ultima puntata della quinta stagione del nostro Zoom. E allora, Medio Oriente, scrive l'ANSA, che apre con Trump: quello che dice Macron sulla Palestina non conta. Le forze armate israeliane sì al lancio di cibo su Gaza. L'esercito israeliano non c'è carestia. Gran Bretagna, Francia e Germania, scusate, chiudo questa finestra che mi si è aperta. Gran Bretagna, Francia e Germania, stop alla catastrofe umanitaria a Gaza. Call tra Starmer, Macron, telefonata tra Starmer, Macron e Merz. Arrestato e rilasciato il Gran Muftì di Gerusalemme. Netanyahu, valutiamo opzioni alternative per gli ostaggi. La guerra commerciale, il presidente americano, possibilità di al 50% di un accordo con l'UE. La von der Leyen, domenica vedrò Trump in Scozia. Sicurezza sul lavoro, questa è una notizia di stamattina, cadono dal montacarichi, morti 3 operai a Napoli. Garlasco, i consulenti di Stasi, di Sempio, l'impronta vicina a Chiara Poggi. L'estate 2025, weekend da Bollino Rosso, in viaggio 13 milioni di italiani, parte l'esodo, disagi per il trasporto aereo, sciopero di 4 ore. Ecco, a maggior ragione diteci se siete in viaggio, dove siete, quanto ritardo avete, com'è il traffico, se siete in treno, in aereo e così via. Se state guidando, ovviamente non mandate WhatsApp, fateli mandare a qualcun altro. Il caso Epstein, il legale di Ghislaine Maxwell, è stata trattata ingiustamente per 5 anni, le condizioni in carcere terribili. Trump, non si può parlare di grazia per lei, non sono mai andato sull'isola di Epstein. E poi nel napoletano, 15enne accoltellato in una lite per una partita di calcio, è grave. Va bene, noi adesso ci avviciniamo dunque alla pausa, sono quasi le 18:57, quindi ci fermiamo un momentino e poi ci ascoltiamo i Village People in the Navy del 1979 e torniamo con Ale Musella a parlare di arte. Sveva, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buonsenso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. You search the world for treasure, learn science, technology. Where can you begin to make your dreams all come true on the land or on the sea? What can you learn to fly, play in sports or skin dive, study oceanography?
your mind at ease. In the Navy. Come on, people, and make a stand. In the Navy. Can't you see we need a hand? In the Navy. Come on, protect the motherland. In the Navy. Come on and join your fellow man. In the Navy. Come on, people, and make a stand. In the Navy. In the Navy. In the Navy. In the Navy. They want you. They want you. They want you as a new recruit. Who, me? They want you. They want you. They want you as a new recruit. But I'm afraid of water. Hey, look, man. I get seasick even watching it on the TV. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie, cara Sveva. In the Navy, you can sail the seven seas. Era il 1979 quando i Village People incidevano questo grandissimo successo. Va bene, le 19, 1 minuto e 12 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà per questa puntata numero 1041 di Zoom, ultima di questa quinta stagione. Torneremo il 22 settembre per la sesta, ma attenzione, da lunedì saremo insieme fino al 5 agosto dalle 10.30 alle 12.30 con Capitaneria di Porto e poi dal 6 di agosto 8.30, 10.30 rassegna stampa e poi 12.14 con Capitaneria di Porto. E faremo questo viaggio nell'estate, nelle estati già passate, nei vostri ricordi, nelle vostre storie. Cominciate a ricordare qualche cosa di particolare che vi è successo nelle estati passate, perché avremo modo di raccontarcele allo 0292947222. Allora, tra poco, se il telefono ci assisterà per quest'ultima puntata, dovremmo avere al telefono niente po' di meno che egli, Ale Musella, che come ogni venerdì chiuderà la trasmissione. Ale appunto è quello che cronologicamente nel corso della settimana è l'ultimo che compare con la sua rubrica all'interno del programma. Io però ne approfitto per riprendere e tornare ancora Alessio Musella. Grazie, tornare ancora una volta a ringraziare sia lui che tutti gli amici che hanno voluto dare un contributo con le loro rubriche in questa quinta stagione. Ale, buonasera, come stai? Benissimo. E allora, stasera chiudiamo in bellezza. Di che cosa parliamo? Parliamo di collaborazione tra gallerie. Benissimo. È possibile una cosa del genere? Allora, in teoria dovrebbe essere doveroso. Perché? Perché la galleria degli anni 70 aveva un certo tipo di allure e per cui non c'erano i social e la galleria faceva un po' da padrone perché diceva ok, sono io che gestisco l'artista e di conseguenza però questo rischiava di diventare troppo locale, perché anche se Leo Castelli per esempio era molto conosciuto ed è uno dei galleristi più importanti che poi ha fatto proprio scuola. Tra l'altro lui, la cosa buffa è che a 52 anni a New York ha aperto la sua prima galleria in casa, era al terzo piano di casa sua, cioè una via di New York, e questo per farvi capire che la location è importante, però se tu fai anche l'art dealer o comunque inizi a vendere arte, se hai i giusti contatti e gli spazi giusti, puoi anche tranquillamente farlo in uno studio che non sia su strada, perché questo è fondamentale. L'arte la vai tu a scegliere, a cercare. Per esempio, quando tu sei direttore di una galleria come sono io adesso a Forte dei Marmi e coordinatore del punto di quella di Dubai, il discorso che cos'è? Che rischi di diventare impiegato di te stesso se non ti muovi, perché il concetto base è muoversi per andare a casa del collezionista. Vi faccio un esempio: il collezionista di Milano non è che aspetta di arrivare a Forte dei Marmi per essere illuminato sulla via di Damasco e dire oh, non vedevo l'ora di comprare questo artista. Se uno è abituato a comprare arte, ha il suo art dealer, per cui ha il suo consulente di fiducia, e per cui se tu vuoi andare a parlare con loro, devi andare a casa loro. Poi la galleria oggi è un luogo espositivo interessante dove puoi vendere anche emozionalmente. Emozionalmente vuol dire entra uno, soprattutto magari uno straniero,
si innamora di un oggetto che diventa appunto, cioè, un'opera d'arte, e allora lo prende. Gli americani fanno spesso così, anche i russi, però il collezionista vero non è che aspetta, e poi tra l'altro viene sempre in periodi in cui non c'è troppa gente, perché non ama la confusione. Detto questo, nel momento in cui tu hai una galleria che è comunque anche in un bel posto, ma è localizzata in un'area geografica, se tu segui un artista, è riduttivo che tu gli chieda l'esclusiva e che voglia trattarlo solo tu. Perché per quanto Forte dei Marmi e Pietrasanta siano molto importanti come punti di riferimento, Forte dei Marmi è importante per il glamour, perché comunque 2 mesi all'anno, 3 mesi all'anno passa il mondo di un certo tipo. Okay? Pietrasanta invece è più famosa per quanto riguarda proprio la qualità dell'arte, le fonderie, i marmi, i marmisti, le cave che ci sono a pochi chilometri e via così. Però detto questo, è riduttivo, per cui tu dovresti capire che da gallerista, se io voglio che il mio artista venga conosciuto e venduto da altre parti, devo prendere contatti con gallerie che hanno già il loro portafoglio clienti a Napoli, a Firenze, a Milano, perché comunque io da Forte dei Marmi ci metterei una vita a ricrearmi il mercato a Milano. Io sono milanese, ho fatto l'esempio per dire, no? Per cui se io realmente voglio ampliare il raggio d'azione dei miei galleri, dei miei artisti, che questo è uno dei compiti del gallerista, non devo essere geloso, ma anzi, poi posso legarmi economicamente dicendo: guardate, comunque l'artista lo gestisco io, per cui qualsiasi vendita voi facciate, io vi chiedo il 5% per conto, no? Il 5% non cambia il valore dell'artista, però lo tiene legato a te e ti permette di gestirgli la comunicazione in quanto a tutto il resto. Però lasci piena libertà alle altre gallerie di presentarlo in luoghi dove tu non saresti presente, o come ti ho detto prima, come se io dovessi andare a New York. Prima di aprire una galleria, a parte i costi, e poi conoscere il mercato, farmi conoscere, ci metto come minimo per arrivare a break-even 3 o 5 anni, spendendo l'ira di Dio. Allora non è meglio entrare in partnership o collaborare con una galleria che lavora già da 20 anni a New York? La risposta è sì. Guadagnerò di meno, però intanto guadagno. E poi la prima cosa che tu devi pensare da gallerista è far conoscere l'artista, perché facendolo conoscere poi diventa più facile venderlo. Per cui come pensi di poterlo far conoscere tu a New York se sei a Milano? Infatti. Allora questo dovrebbe essere il concetto base della collaborazione, che però molti galleristi non hanno ancora capito. Cioè ci sono dei galleristi che fanno a gara a farsi i dispetti, e addirittura mettono anche gli artisti in condizioni non eccezionali, perché comunque ti dicono: se vai da lui non vieni da me. Allora questi sono ricatti che non hanno senso, non hanno proprio senso. Certo che se come gallerista io sono il primo a dirti: se sono a Forte dei Marmi non voglio che ti venga un'altra galleria a Forte dei Marmi, perché non ha senso, giusto? Chiaro. Perché ci sono io. Diverso è invece nel momento in cui inizia ad essere a tot chilometri, anche a Firenze, che è a 100 km da Forte dei Marmi. Per me avere una partnership con una galleria di Firenze ha senso, perché il fiorentino non è detto che venga qua a Forte dei Marmi, non è detto che abbia voglia, non è detto che abbia motivo per venire a Forte dei Marmi. Per cui ognuno è radicato nel suo territorio, soprattutto quando è un collezionista. Il collezionista è abituato a casa sua a comprare le cose. Poi se uno è nel paesino di Bitonto, quello che vuole, un altro paio di maniche. Altrimenti il lavoro del collezionista, del gallerista sta cambiando. Per cui va bene avere la galleria fissa, che comunque ha anche dei costi importanti da gestire, però deve essere affiancato da un lavoro di art dealer, per cui ci sono anche delle cose della galleria guadagna un certo tipo di percentuale perché ha costi fissi e perché poi si impegna a fare un certo tipo di lavoro. L'art dealer invece è quello che mette in contatto chi compra e chi vende, per cui la percentuale che prende è inferiore, però fa girare le opere e soprattutto conclude la vendita. Sono due modi di lavorare che devono essere paralleli, capito? Non può esistere uno senza l'altro, perché altrimenti rischi poi di inglobarti in te stesso, chiuderti, e poi magari pensi di guadagnare 50, ma mio padre mi ha sempre detto 50 di 0 è 0, 10 di 10 è 10, per cui meglio poco ma continuativo, piuttosto che sperare nella vendita grossa e poi magari vendere solo un oggetto, che questo non va bene né per te
perché l'oggetto poi lo compri una volta e basta, ma neanche per l'artista. L'artista preferisce vendere 15 oggetti a 10 l'uno piuttosto che uno a 150. Senti, però a questo punto ti faccio una domanda da bar, ma con tutto l'online che c'è adesso, allestire uno shop online? Allora, lo shop online funziona e ha senso, ok? Perché comunque ti aiuta a divulgare e fa capire. Attira l'attenzione dei collezionisti, per cui va benissimo, però poi l'arte va toccata, va vista, capito? Per cui sotto quel punto di vista è per quello che la galleria ti dà anche una certezza e una sicurezza in più, perché comunque a parte tu non sia un estofante, hai un punto di riferimento e per cui se uno poi ha un problema o deve parlare, torna da te, sa che ci sei, che esisti. Perché l'online è sicuramente in termini di divulgazione eccezionale, però è anche pieno di furbi, capito? E nel momento in cui ci sono i furbi, poi dopo questo non aiuta sicuramente il mercato. Per cui la galleria ti dà una garanzia di un certo tipo. Tutto quello che va in galleria va fatturato, tutto quello c'è. Perché poi anche qua, sai, l'online poi dopo si entri nel mondo del ok, cosa faccio? Ho visto una cosa che mi piace a New York, io però sono di Milano. Finché costa 3, 4, 5 mila euro uno dice, vabbè, me la rischio, ma quando parliamo di opere da 80.000, 100.000, la devi vedere, devi essere sicuro, devi capire che è quello giusto. Cosa fai? Gli paghi l'anticipo aspettando che ti arrivi in conto vendita o con la spedizione dell'opera e poi la guardi? Cioè, capite che ci vuole comunque un minimo di serietà. Per cui l'online, per quanto riguarda la divulgazione e andare a dialogare con potenziali acquirenti, va benissimo. Però poi il deal, per cui la vendita, va conclusa vis-à-vis e con l'opera davanti. Io stesso non comprerei niente online, se non attraverso una galleria o qualcuno che è già certificato, per cui ho tutte le garanzie del caso. Altrimenti stai comprando, cioè ricordate che l'online è l'anticamera della fuffa, nel senso che tu non hai un punto di riferimento per andare a vederlo, per cui devi essere certificato e avere un tuo valore in termini di credibilità. Allora puoi comprare, e ci sono tanti metodi per capire in online chi è serio e chi non è serio. Però quando hai un punto vendita, che tra l'altro anche qua il consiglio è andate a vedere chi è la galleria, da quanto esiste, che tipo di, come si dice, di nome ha, avete tanti nodi per capire se una cosa è seria oppure no. Però perché poi ci sono anche gallerie che esistono oggi e domani spariscono e hanno fregato soldi e opere a tutti quanti. Per cui il mondo dei truffatori è pieno, cioè è comunque distribuito equamente in ogni settore. Però, ti ripeto, l'online, viva l'online, però poi dopo la serietà deve essere seguita da tanti altri settori, da tanti altri fattori. Per cui divulgazione sì, vendita poi devi fare uno step successivo perché non si sta parlando di noccioline. Chiaro. Senti, in effetti se uno ci pensa, comprare un quadro o un'opera d'arte è un atto intimo, perché alla fine è un rapporto che si crea tra te e l'opera d'arte, quello che l'opera d'arte ti racconta e quello in cui tu ti immedesimi. Certo. Per cui sceglierlo col catalogo online in effetti è più, per dirla alla De Sica, una cafonata che non una vera e propria azione artistica. E senti, ma arrivano ogni tanto clienti che vengono mandati dalle altre gallerie, soprattutto poi come ci si regola? Allora, nel momento in cui hai un buon rapporto di partnership, sono i primi galleristi, perché poi devi concordare determinate cose, e dire guarda, allora se uno mi dice io voglio Signorini, un artista, Antonio Signorini che abbiamo anche noi, e viene da me, e io so che comunque posso avere tutte le sue opere, perché comunque lo gestisco parzialmente io, è un conto. Cosa succede? La stessa cosa se arriva da me. Se però arriva da una galleria che è in collaborazione con me e che ha 2 pezzi suoi, sui pezzi che lui ha lì, la galleria ha lì esposti, ha un prezzo di un certo tipo. Quando invece lui prende e dice guarda ho un pezzo, vado a catalogo, no? Chiama e dice guardate io in galleria ho questi pezzi qua, però mi stanno chiedendo un pezzo che io non ho. A quel punto la percentuale viene divisa diversamente perché siamo noi che andiamo a contattare l'artista per capire che disponibilità su quell'opera lì, però è una collaborazione, per cui se hai tu le opere per cui investi, lo fai vedere, gli dai una stanza dedicata, gli fai il marketing, avrai, ti faccio un esempio così a caso, il 45%. Se invece lavori
per cui mi chiami dicendo hai disponibile questo, per cui non hai investito niente in comunicazione, ma si tratta soltanto che il collezionista è arrivato e ha detto mi piace questo artista, posso vedere che cosa c'è, e poi quello che gli interessa è a catalogo, per cui poi dobbiamo andare nel magazzino o nella serie dell'artista, a quel punto le percentuali vengono divise in maniera differente. Però ci sono sempre dei metodi per riuscire a lavorare bene insieme e per far sì che tutti siano contenti. Perché mio padre mi ha sempre detto, se tu vuoi lavorare con qualcuno dovete essere contenti in due, perché altrimenti se uno guadagna più dell'altro non funziona, la società si scioglie subito. Esattamente. Senti, questa settimana qual è l'artista che ci vuoi segnalare? Allora, questa settimana, allora, vediamo, vabbè, Sofia Vari abbiamo già parlato forse l'altra volta, l'ultima moglie di Botero, se non erro. Sì, sì. Per cui, allora, parliamo invece di Umberto Ciceri, e per cui parliamo di arte cinetica. L'arte cinetica è un insieme di fotogrammi che vengono inclinati uno contro l'altro in modo tale da dare continuità e far sì che sia l'arte a guardare te. Il che vuol dire che tu se ti sposti e hai l'opera davanti, man mano che ti sposti sembra che l'opera ti guardi quando è figurativo, o comunque se hai invece un'immagine astratta, comunque si muove. Okay? Ti dà un po' l'effetto per darti un'idea. Ti ricordi quelle cartoline che avevamo da giovani? E quando tu la muovevi c'era una faccia, poi si girava dall'altra. Il concetto è un po' quello. Okay? Lui ha questo laboratorio, questo studio bellissimo a Bologna, dove sono andato e ho visto, ci mette un mese per fare un'opera, per cui a me piace molto perché comunque non è una cosa improvvisata, ma ci vuole molta tecnica. Tanto è vero che comunque hanno anche dei corsi importanti, ma perché c'è tanto lavoro dietro. Però è una tecnica che nasce nel 1912, per cui la gente rimane stupita perché dice questo sembra super tecnologico, mentre invece il concetto è completamente diverso, nel senso che è una cosa appunto che ha più di 100 anni, che adesso viene ripresa. Per cui Umberto Ciceri mi sento di dire andarti a controllare, a guardare, perché è una bella sorpresa. Chiaro. Senti, quest'estate che arte ci proponi? Cosa farai con la tua galleria, tra l'altro? Allora, la galleria è sempre aperta a Forte dei Marmi, ovviamente è il periodo più pieno. E vi consiglio di andare a Pisa, Piazza dei Miracoli, fino alla fine di agosto ci sono 2 cavalli di Antonio Signorini in bronzo di 16 metri l'uno, molto coreografici, molto belli. E poi, già che siamo in Toscana, andate anche a Lucca, dove fino a fine settembre abbiamo 14 opere di Gustavo Velez, astrattista, opere di oltre 4 metri, distribuite per tutto il territorio di Lucca, per cui c'è un bellissimo contrasto tra l'arte contemporanea e la storicità di una città d'arte come Lucca, che è splendida. Meraviglioso. Ale, oltre a questo, diciamo così, è periodo anche in cui naturalmente si vive molto all'aperto. C'è una manifestazione quest'estate che può toccare l'attenzione dei nostri ascoltatori? Allora, Pietrasanta è piena di opzioni e di mostre in continuazione, per cui Pietrasanta rimane con la sua concentrazione di oltre 35 gallerie in poco più di 4 km quadrati, che è il centro, molto interessante, anzi 3 km quadrati, per cui vale sempre la pena. E poi, ecco una cosa, il 4 di agosto scendiamo giù in Puglia insieme a Lucrezia, che è la mia collaboratrice e partner di questa situazione. Andremo giù a, come si chiama? Leonardo Trulli Resort, dove presenteremo una mostra molto particolare di Emanuele Giannelli, per cui ci sono queste statue, queste sculture molto importanti che verranno distribuite in questo terreno che è appunto molto, torniamo indietro, per cui molto verde, per cui c'è questo netto contrasto tra la tecnologia raccontata attraverso le opere di Emanuele Giannelli e invece l'essere così bucolico
dello spazio, per cui c'è un ritorno alla natura, in un resort che è particolarmente bello ed è stato scelto proprio perché è un modo diverso per comunicare anche ai collezionisti e agli ammiratori dell'arte l'arte attraverso la semplicità e la piacevolezza, non sempre per cui la galleria come protagonista, ma se lo spazio è quello giusto può veramente regalare emozioni importanti. Molto bene, allora caro Ale, grazie del tuo tempo e della tua disponibilità e al piacere di ritrovarci dopo il 22 settembre. Ok, allora saluto tutti, grazie per questa serie di incontri che abbiamo avuto quest'anno e ci rivediamo dopo il 22 settembre con molto piacere e magari vengo anche in studio, diciamo, se penso, se una volta riuscissimo a fare un intervento in diretta mi piacerebbe. Se non mi Molto volentieri, guarda, molto volentieri, lo faremo, grazie. Ok, un abbraccione a tutti. Di nuovo. Va bene, adesso noi riprendiamo la linea naturalmente e continuiamo la nostra trasmissione, continuiamo con la nostra puntata di Zoom. Io voglio ancora ringraziare Ale Musella per la qualità che ha portato in questa trasmissione, offrendoci appunto la possibilità di occuparci di queste vicende e naturalmente avremo modo poi di tornare sul tema, avremo modo poi di vedere un po' come vanno le cose e come vanno, come possiamo dire, come vanno le vicende del mondo dell'arte. Benissimo, 0292947222 il telefono da questo momento è aperto, potete telefonare, potete chiamare, potete commentare tutte le notizie che volete e nel frattempo andiamo a dare un'occhiatina anche, già che ci siamo, andiamo a dare un'occhiatina in quelle delle agenzie per questa sera e così ci abbiamo anche a chiudere la nostra trasmissione, a chiudere questo appuntamento serale che da 1041 puntate vi accompagna, almeno noi speriamo vi accompagni con interesse, vi accompagni dandovi delle notizie che siano il più possibile interessanti, che trattino degli argomenti il più possibile interessanti. Allora, eccoci qua. Andiamo a dare un'occhiatina adesso all'ANSA. E vi dicevo che c'è questa polemica appunto tra Trump e Macron, perché sapete che Macron ha ben pensato di procedere al riconoscimento a settembre dell'esistenza dello Stato di Palestina, Stato che peraltro non esiste, non è stato nemmeno costituito, però Macron ha deciso che la Francia riconoscerà l'inesistente Stato di Palestina e in particolare questo ha suscitato le polemiche da parte di Israele, che ha detto per bocca di Netanyahu questo è un modo per premiare il terrorismo. Andiamo a vedere che cosa ha detto Trump secondo l'ANSA. Quello che dice non importa, non ha alcun peso. L'ha detto Donald Trump commentando la decisione di Emmanuel Macron di riconoscere lo Stato di Palestina. Ma è un bravo ragazzo, ha aggiunto. Già in precedenza il segretario di Stato Rubio aveva rimandato al mittente la proposta chiarendo che gli Stati Uniti respingono fermamente il piano di Macron, un'ipotesi che non aveva trovato neppure l'appoggio del ministro degli esteri italiano Antonio Tajani. L'Italia è per la soluzione due popoli e due stati, ma il riconoscimento del nuovo Stato palestinese deve avvenire in contemporanea col riconoscimento da parte loro dello Stato di Israele, aveva spiegato. E anche la Germania aveva frenato. Il governo federale tedesco non ha intenzione di riconoscere uno Stato palestinese nel breve termine, ha dichiarato il portavoce del governo Stefan Cornelius. La Russia ha sempre sostenuto la soluzione a due stati, israeliano e palestinese, per mettere fine al conflitto in Medio Oriente, ha invece commentato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Nella striscia di Gaza è in corso una catastrofe umanitaria che deve finire subito, lo affermano Regno Unito, Francia e Germania a conclusione di una telefonata tra i leader Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz. L'appello appare una risposta indiretta alle affermazioni del governo di Israele, secondo cui a Gaza non ci sarebbe una carestia,
a dispetto delle denunce dell'ONU e di molte organizzazioni internazionali. L'IDF, cioè le forze armate di Israele, intanto affermano che consentiranno ai paesi stranieri lanci di cibo su Gaza, ma insistono sul fatto che non c'è carestia nella striscia, lo riporta Haaretz. Il coordinatore israeliano delle attività governative dei territori, riporta ancora il Times of Israel, ritiene che la situazione umanitaria nella striscia di Gaza continua a essere difficile e impegnativa, ma non si registra una carestia diffusa, contrariamente a quanto afferma Hamas. Secondo quanto riportato dal Times of Israel, saranno la Giordania e gli Emirati Arabi Uniti a effettuare quest'ultimo giro di lanci aerei. L'anno scorso paesi come Regno Unito, Stati Uniti e Giordania hanno lanciato rifornimenti a Gaza da aerei militari, ma ciò ha causato problemi come la caduta degli aiuti in mare e l'annegamento di persone nel tentativo di recuperarli. La polizia israeliana ha poi rilasciato lo sceicco Mohammed Hussein, Gran Muftì di Gerusalemme e della Palestina, dopo averlo arrestato all'interno del complesso della moschea di Al-Aqsa nella Gerusalemme Est occupata e averlo tenuto in custodia per diverse ore. Lo scrive Anadolu citando fonti e funzionari locali. Dopo il suo rilascio, la Commissione palestinese per gli affari dei detenuti ha dichiarato in un comunicato che a Hussein è stato vietato l'ingresso in moschea ad Al-Aqsa fino a domenica ed è stato convocato per ulteriori interrogatori nello stesso giorno. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele, insieme ai suoi alleati americani, sta attualmente valutando opzioni alternative per ottenere il ritorno degli ostaggi trattenuti a Gaza ed eliminare Hamas dalla striscia. Il primo ministro ha poi sottolineato che Hamas rappresenta un ostacolo al raggiungimento di un accordo per il rilascio degli ostaggi, affermando che l'inviato statunitense Steve Witkoff ha ragione. Hamas non voleva davvero fare un accordo, penso che sarà braccata, lo ha detto Donald Trump prima di partire per la Scozia, all'indomani delle fallite trattative per la tregua a Gaza. 9 palestinesi poi sono morti di fame a Gaza nelle ultime 24 ore, lo afferma il Ministero della Salute della Striscia gestito da Hamas. La stessa organizzazione palestinese nega che i negoziati di Doha sul cessate il fuoco della striscia di Gaza, scrive ancora l'ANSA, siano falliti ed esprime sorpresa per le dichiarazioni negative di ieri del negoziatore americano Steve Witkoff, non senza ribadire l'impegno della fazione per superare gli ostacoli e giungere a un cessate il fuoco permanente. 4 palestinesi poi che aspettavano gli aiuti umanitari a Gaza sono stati uccisi dal fuoco israeliano dall'alba di oggi, hanno riferito fonti mediche ai giornalisti di Al Jazeera Arabic. Nel complesso, i palestinesi uccisi oggi negli attacchi dell'esercito israeliano sono 15, riporta Al Jazeera, inclusi 4 morti in un raid aereo su una scuola di Gaza City che ospitava sfollati nel quartiere di Remal, nella parte occidentale della città. Diverse altre persone sono rimaste ferite. Sempre secondo l'ANSA, il 25% dei bambini tra 6 mesi e 5 anni e di donne incinte che allattano sono malnutriti. Lo sostiene Medici Senza Frontiere. Nella clinica di Medici Senza Frontiere a Gaza City il numero di persone affette da malnutrizione è quadruplicato da maggio. Lo sfogo dell'alto rappresentante per la politica estera dell'UE, Joseph Borrell. Ho perso la speranza che l'Europa reagisca alla carestia che sta uccidendo la popolazione di Gaza. L'IDF inoltre consentirà ai paesi stranieri, come dicevamo, lanci di cibo su Gaza, ma insiste sul fatto che non ci sia carestia nella striscia. Lo riporta Haaretz. E in particolare il coordinatore israeliano delle attività governative nei territori, riporta Times of Israel, ritiene che la situazione umanitaria nella striscia continua a essere difficile e impegnativa, ma non si registra una carestia diffusa, contrariamente a quanto afferma Hamas. Hamas poi nega che i negoziati di Doha sul cessate il fuoco nella striscia di Gaza siano falliti ed esprime sorpresa per le dichiarazioni negative di ieri del negoziatore americano Steve Witkoff. Lo riporta la BBC citando una dichiarazione di un alto dirigente della fazione islamico-radicale palestinese che conferma le attese di una ripresa dei colloqui nella capitale del Qatar in un imprecisato giorno della prossima settimana, non senza ribadire l'impegno della fazione per superare gli ostacoli e giungere a un cessate il fuoco permanente. Le 19, 29 minuti e 23 secondi, noi facciamo pausa e ascoltiamo Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland del 1979, tra poco.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Midnight brings so slowly into hearts of men who need more than they get. Daylight deals so bad to a woman who has made too many bets. The mirror stares you in the face and says, baby, it don't work. You say your best, no, you don't care. You dance and shake your head. Sounds like through the night I chase my back, no dreams to boogie wonderland. I find romance when I start to dance, boogie wonderland. I find romance when I start to dance, boogie wonderland. Di nuovo a te la linea, Antonino. E grazie a te Sveva, alle 19:32:55 in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà. Adesso parliamo di porno, perché abbiamo l'ADN Kronos che apre con Revenge Porn. Mauro Icardi denuncia Vandanara per aver diffuso un suo video intimo. Anche qui stasera vogliamo citare Lillo e Greg nei panni di un noto opinionista. E sti cazzi di Vandanara e di Querela, e comunque sti cazzi non ha molto interesse. Comunque, problemi loro. Sempre un saluto a Lillo e Greg che sono geniali. La cronaca, West Nile, 7 nuovi casi nel Lazio, 2 presentano una sindrome neurologica sull'ADN Kronos, salgono a 28 i contagi nelle province di Latina e di Roma. Tra l'altro 0292947222 se avete voglia di intervenire. Siamo nella parte finale di questa trasmissione. Il caso di Garlasco, anche qui la perizia dei consulenti di Stasi, l'impronta 33 è di sempio ed è intrisa di sangue e di sudore. La cronaca, Palermo e rovente, oggi sono stati toccati 40 gradi, da domani andrà meglio, meno male. Io ci sono stato anche a 44, vi garantisco che il mondo si vede sottosopra. Dazi, USA, UE, von der Leyen vedrà Trump domenica in Scozia, Tycoon, accordo, c'è il 50% di possibilità. Il flop dei Sussex, quei 2 tamarri di Harry e Meghan, e il mancato accordo con Netflix. Buckingham Palace trema,
Forse in arrivo un nuovo libro di Harry. Harry, fai veramente schifo, lasciatelo dire. Come uomo sei una delusione. Puoi essere stata al fronte a combattere, a fare, a dire, ma come uomo sei una grandissima delusione. Puoi coprirti con tutti i titoli nobiliari che hai, ma non hai la nobiltà del cuore, quella dei cavalieri e degli uomini d'arme medievali che erano pronti a morire pur di non perdere le palle del blasone. Ah, va cammina. Proprio detta alla vibonese, vai a camminare, fatti una passeggiata, va cammina. Israele Hamas, i media, le IDF hanno arrestato il Gran Muftì di Gerusalemme, poi Spalletti, l'addio alla nazionale, mi toglie il sonno, il calcio mi ha rovinato la vita, ci dispiace, c'è gente invece che si alza la mattina e va a spaccare legna sulle montagne per campare, insomma, non è che si rovina la vita. Effetto Kiss Cam dei Coldplay, dopo il CEO anche Christine Cabot si dimette da astronomer, i Coldplay con una sola serata hanno fatto 4 single. Poi ancora la Thailandia imposta la legge marziale al confine con la Cambogia, oltre 130.000 evacuati. Prato, giallo in un residence, un uomo trovato morto e un altro ferito, ipotesi omicidio, tentato suicidio. Nella stessa struttura ricettiva era scomparsa la escort romena Maria Denisa Paun, poi trovata uccisa. Roma, date alle fiamme 2 auto della polizia, incendiata rampa vicina al CSM, individuato piromane alla Dispoli. E poi vediamo che altro c'è di interessante. Ecco qua, primo weekend di esodo da Bollino Rosso, agosto in nero, ecco tutte le strade del rischio traffico. Prima però diamo la notizia perché gli incidenti accomunano l'Italia da sud a nord. L'ADN Cronos riferisce di questo crollo di un'impalcatura a Napoli, 3 morti, 3 operai che sono morti al Vomero. È stata aperta un'inchiesta, grave incidente sul lavoro in via San Giacomo dei Capri, il cestello montacarichi si sarebbe improvvisamente ribaltato facendo cadere nel vuoto i 3 uomini. 3 operai sono morti oggi per il crollo di un'impalcatura mobile a Napoli, il grave incidente sul lavoro è avvenuto poco dopo le 9:30 di questa mattina in via San Giacomo dei Capri nel quartiere Vomero. Le 3 vittime stavano eseguendo lavori di ristrutturazione del tetto di un palazzo di 6 piani quando il cestello montacarichi dell'impalcatura mobile si sarebbe improvvisamente ribaltato e i 3 operai sono precipitati nel vuoto da un'altezza di circa 20 metri. A constatare il decesso sono stati gli operatori del 118 giunti per primi sul luogo della tragedia. Sul posto, in via Domenico Fontana, angolo via San Giacomo dei Capri al Vomero, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Ora sono partite le verifiche del caso, anche quelle collegate ai dispositivi e alle misure di sicurezza. La Procura di Napoli, guidata dal procuratore Nicola Gratteri, ha intanto aperto un'inchiesta e disposto un sopralluogo immediato sul luogo del grave incidente. Sono stati svolti i rilievi della Polizia Scientifica e gli accertamenti dell'Ispettorato sul Lavoro, così come il sopralluogo del procuratore aggiunto Antonio Ricci e del sostituto Stella Castaldo, che coordinano le indagini per la sezione lavoro e colpe professionali della Procura di Napoli. Andiamo a vedere anche l'incidente che è avvenuto nel Bresciano. Andiamo sempre qui sulla ADN Cronos, perché purtroppo è qualcosa che colpisce tutta l'Italia. Il problema della sicurezza sul lavoro è un problema che appartiene a questo paese, ahimè, e dovremo prima o poi riuscire a risolverlo, perché poi fa rabbia anche il modo in cui viene chiamato morti bianche, perché la morte c'ha colore. Io non l'ho mai capita questa cosa. Comunque, vediamo un attimo di aprire adesso la pagina dell'ADN Cronos, vediamo se ce la facciamo, se no ci affidiamo a un'altra fonte per aprire la pagina della... Eccola qua. Allora, vi dicevo, un operaio di 60 anni è morto schiacciato dal muletto nel Bresciano. Questo è successo, la notizia è stata battuta nel primo pomeriggio dall'ADN. Un operaio di 60 anni è morto questa mattina a Bagnolo Mella, in provincia di Brescia, schiacciato da un muletto. L'incidente è avvenuto attorno alle 11 in via Solferino. Per l'uomo i soccorsi sono stati inutili ed è stato constatato il decesso sul posto. A intervenire i sanitari con un'auto medica, un'auto infermieristica, un'ambulanza, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e l'ATS.
Andiamo adesso a vedere l'esodo di quest'oggi, di questo venerdì. Mi raccomando, occhi bene aperti in autostrada, usate le frecce, le segnalazioni, non andate forte perché con questo traffico, a parte che non si deve andare forte, ma non andate forte a maggior ragione perché c'è traffico e sapete come la penso, c'è troppa gente che tiene la macchina sotto la copertina tutto l'anno, poi tira via la copertina e pensa di essere nuvolari appena prende l'autostrada. Quindi state molto attenti a quello che trovate per strada. Primo weekend di esodo da bollino rosso, dice la DN Cronos, agosto in nero, ecco tutte le strade a rischio traffico. Dall'autostrada del Mediterraneo alla Pontina nel Lazio, ecco gli itinerari a rischio per i 13.247.000 veicoli in viaggio. Primo grande fine settimana di partenze per gli italiani, che per l'esodo estivo si troveranno a fare i conti con traffico intenso da bollino rosso a partire da oggi, venerdì 25 luglio, e almeno fino a domenica. Ma il peggio, avverte ANAS, è previsto per agosto, con sabato 2 e 9 contrassegnati dal bollino nero. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da oggi e fino al 31 agosto sulle strade e autostrade di competenza ci saranno infatti oltre 273 milioni di spostamenti di autoveicoli. Per questo weekend si attendono 13 milioni e 247 mila spostamenti di autoveicoli. Lungo la rete ANAS, continua l'ADN, per l'ultimo fine settimana di luglio è atteso traffico in costante aumento. Viabilità Italia prevede bollino rosso oggi pomeriggio 25 luglio, domattina sabato 26 luglio, domenica pomeriggio 27 luglio, oggi pomeriggio e sabato mattina per gli spostamenti in crescita dai grandi centri urbani per le prime partenze e per weekend brevi verso le località di villeggiatura e di mare. Domenica pomeriggio per i rientri verso le grandi città. Le giornate più critiche dell'estate per il traffico sono le mattinate di sabato 2 e 9 agosto, contrassegnate dal bollino nero. Il calendario dei bollini per l'estate, tra l'altro, è disponibile sul sito ANAS e su quello di Viabilità Italia. Gli itinerari interessati sono in direzione sud, le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica, ionica e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia e in uscita dai centri urbani. Previsto un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, soprattutto dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana. L'intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici. La A2, autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, cioè la Salerno-Reggio, le statali 106 Ionica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazzara del Vallo in Sicilia, la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna, la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme all'SS 7 Appia assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del Basso Lazio. L'itinerario è 45, strade statali 675, strada statale 3 bis, che interessa Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e collega nord-est con centro Italia. Le direttrici strada statale 1 Aurelia, Lazio, Toscana, Liguria, strada statale 16 Adriatica, Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto. Al nord i raccordi autostradali 13 e 14 in Friuli, Venezia Giulia verso i valichi di confine, la strada statale 36 del Lago di Como e dello Sprughe in Lombardia, la strada statale 45 di Valtrebbi e Liguria, la strada statale 26 della Valle Aosta, la 309 Romea tra Emilia Romagna e Veneto e la strada statale 51 da Alemagna nel Veneto. Il divieto di transito ai veicoli pesanti è poi in vigore domani, cioè oggi, venerdì 25 luglio, dalle 16 alle 22. Sabato 26 luglio dalle 8 alle 16, domenica 27 luglio dalle 7 alle 22. Questo è quanto. Mi raccomando, fate buon viaggio, cercate anche di darvi possibilmente delle soste, non fate i forzati del volante perché tanto non vi serve a niente. Se scegliete di viaggiare di notte, mi raccomando, fatelo dopo aver sufficientemente dormito, perché il finestrino aperto, la radio a tutto volume, quello che vi parla sono cazzate che non servono a niente e non funzionano. Se vi viene
qualche botta di sonno, piuttosto fermatevi nelle aree di parcheggio e lasciatevi andare al sonno, perché il colpo di sonno è una cosa orrenda. Io l'ho sperimentato, difatti ho smesso di viaggiare di notte, di fare e di dire. Io preferisco dormire, mi alzo, sveglio, sobrio, riposato e parto. Tanto ormai con l'aria condizionata ce l'abbiamo tutti in macchina, quindi non è più un problema viaggiare anche nelle ore più calde del giorno. L'essenziale è passate in officina, vi fate vedere la macchina e vi fate anche caricare il condizionatore, perché se no potete schiattare di caldo in allegria. Con questo abbiamo finito, bella gente, grazie a tutti per quest'anno. Ci ritroveremo il 22 settembre prossimo per la 6ª stagione di Zoom, termineremo poi nel luglio del 2026, ora non ho visto il calendario di luglio, vi saprò dire prossimamente. Da lunedì alle 10.30 Capitaneria di Porto, dal 6 di agosto 8.30 10.30 rassegna stampa, 12.14 Capitaneria di Porto fino a venerdì 29 di agosto. Grazie a tutti voi, Sveva, grazie per questo cammino insieme e per il tuo lavoro. Noi Grazie ci a te, salutiamo Antonino. con... Grazie cara. Noi ci salutiamo con Frank Sinatra, Strangers in the Night del 1966, che era una canzone che amava molto mio padre, e lo saluto anche da qui. Grazie a tutti voi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.